ad oggi il reato di violazione del domicilio, ok, è contemplato come reato contro il patrimonio. C'è già scritto all'articolo 14. Con la nostra proposta di riforma, ok, questo reato deve essere annoverato fra i reati contro la persona. Bravo. Questo è questo, e noi dobbiamo dare un margine di interpretabilità, lo ripeto, all'organo giudicante minimo, capito? Sono avvilito, Bertolucci, sono avvilito, non riesco a litigare con lei. Questo potrebbe essere anche un bene. Ma a volte si trova sempre la via di mezzo, no? Perché non è detto che litigando si risolvono i problemi. No, ma a me non piace litigare. Io, guardi, ho fatto attività politica in maniera, direi, grazie a quello che era la Lega Nord, perché dalla Lega Nord ho avuto tanto, ho condiviso un percorso bellissimo, sono cresciuto personalmente e quindi devo ringraziare quel sistema. Oggi poi io sono rimasto delle mie idee, qualcun altro ha cambiato, non importa. Ad oggi c'è questo nuovo percorso, questa nuova esperienza, questa nuova avventura che io ho intrapreso perché sono stato chiamato direttamente da Milano e la cosa mi ha fatto veramente un grandissimo piacere, quindi sono contento di mettere a disposizione il mio tempo, ok, per poter portare avanti questo grandissimo progetto. Volevo dire ancora una cosa. Il professore ha detto che non si riesce a litigare, no, con me, ma in questo periodo, quando abbiamo annunciato queste proposte di riforma di legge, in molti mi hanno stuzzicato, eccetera, eccetera. Però io dico sempre una cosa. C'è un problema? Tutti prendiamo atto che c'è un problema, perché questo è un problema sentito, molto sentito, direi ormai grave. È il problema. Noi proponiamo una soluzione. C'è chi la condivide. Da domenica questa, 25 gennaio, potrà andare a firmare sia nei comuni, ok? Quindi col vecchio sistema, ci saranno i moduli cartacei negli uffici anagrafe e segreteria, oppure può andare a firmare sul sito del Ministero della Giustizia online, questo con carta d'identità elettronica o SPID. Quindi chi condivide la firma, chi non condivide non la firma. Qual è il principio sano della democrazia?